2500 metri di cemento, pista, sterrato ed erba, gare adrenaliniche e ricche di lotte visibili e soprattutto godibili a pochi metri di distanza. Dove? Ad Onori, centro della scena del ciclocross sardo nel weekend del 15 e 16 novembre. Directa Sport non ha mancato l'appuntamento con il 25esimo Memorial Efisiomelis. Le protagoniste naturalmente sono state le due ruote. Sabato 15, con circuito ridotto a 2000 metri, è andato in scena il campionato regionale Team Relay CX. Il giorno seguente invece spazio a più di 145 partecipanti di tutte le età, dai G6 ai Master 8. Tutti accomunati dalla passione per il ciclismo, dalla voglia di competere e dal ricordo di Efisiomelis. Un grande lavoro, quello svolto dal Donori Bike Team di Nicola Schirru. Sì, io ho conosciuto Christian, Efisio non ho fatto un tempo a conoscerlo, ma da 10 anni praticamente conosco Christian, che quando è arrivato nella nostra squadra ha dato il là con l'organizzazione Donori Bike al proseguo del Memorial per il padre. Però per le persone che lo conoscevano imparano sempre di una brava persona, perciò anch'io, conoscendo il figlio, penso possa essere una brava persona anche il padre. 145 iscritti, partecipanti, bellissimi numeri, tutte le età, da tutta la Sardegna, possiamo dire un successo da questo punto di vista completo? Assolutamente sì, ci speravamo in questi numeri anche perché il movimento di ciclocross e gravel sta prendendo veramente corpo. L'impegno che ci abbiamo messo speravamo appunto in questi numeri, come hai detto tu, grandi numeri nel settore giovanile perché di quello ha bisogno il movimento sardo, ma anche i master non mancano perché sono quelli che pagando un pochino di più permettono alle società organizzatrici di tenere su la baracca. Con questo mix tra l'altro avete creato la mattinata perfetta per la famiglia perché ci sono esserci papà e figli che vanno a gareggiare, ma ci sono le persone anche negli spazi che si godono, c'è la cronaca, c'è da mangiare. Avete creato veramente quello che è il modo migliore forse di vivere lo sport a questi livelli. Sì, la ciclocross si presta anche perché il percorso rimane quasi sempre sotto i 3 km, perciò è tutto concentrato, mentre nelle altre nostre organizzazioni, come sapete voi, facciamo delle gare che si disperdono un po' nelle montagne, è difficile, perciò anche graziati dalla giornata spettacolare che è raro per il ciclocross, siamo riusciti ad allestire una bella manifestazione. Poi anche le persone che terminano le gare ci danno dei feedback positivi, perciò siamo felici. Figlio e nipote dell'uomo a cui è dedicata questa gara, questo bellissimo memorial. Partiamo dal ricordo di Efisiomelis. Niente, Fisio è stato un grande presidente e dirigente di Capoterra, ha portato a diventare professionista qualche atleta e ci è quasi riuscito con altri. Umberto Loddo, Quirinazzore, abbiamo avuto tanti atleti che sono diventati dei grandi, quindi 25 anni fa purtroppo ci ha lasciato, ma ha lasciato ancora indelebile il suo ricordo e noi ancora lo portiamo avanti, anche con gli amici di Donori, anche con un'altra casacca. Ringrazio il presidente Nicola Schirru che mi dà questa opportunità di organizzare questa gara su un percorso che posso dire che a livello nazionale lo possono dire tutti gli atleti, e faccio i complimenti all'Ovico che ha vinto la gara assoluta. Io oggi più di un quarto posto non ho tirato fuori. Però immagino che per te, ma anche per te che guardi, poi insomma è sempre bello partecipare alla giornata insomma dedicata per te a tuo nonno e per te a tuo padre. Sì, dedicargli questa giornata è già una vittoria, vero Ilaria? Sì. Per Christian Melis anche la gioia della vittoria del titolo regionale con la società di casa, in squadra con Eros Piras, Cinzia Piras e Petr Dobri. Al secondo posto invece la Mountain Bike Monastir di Virgilio Ortu, presente anche alle gare della domenica. L'organizzazione è sempre al top, da Donori ormai non ci si può aspettare diversamente, sia ieri che oggi hanno allestito un percorso fantastico. Però sempre a livello alto. Anche voi come organizzazione avete dimostrato il vostro valore, tant'è che il 20 dicembre l'appuntamento e la responsabilità è vostra per i campionati regionali. Sì, siamo alla quinta edizione, finalmente dopo diverse richieste la federazione ci ha concesso questo lusso, grazie anche alla partecipazione in tutti gli anni di un gran numero di atleti, feedback positivi che sono arrivati da tutte le squadre. Siamo riusciti ad avere questo campionato regionale che spero di onorare insieme a tutta la squadra con onore, diciamo, di onorare al meglio.
in generale si respira veramente nell'aria la collaborazione tra tutte le società dell'isola. Sì, diciamo che si cerca sempre di omaggiare le squadre con la partecipazione, perché comunque per fare queste gare ci vuole veramente tanto impegno. Oltre che economico, ma anche un impegno fisico, togli del tempo sicuramente alla famiglia, quindi è bello presenziare a tutti gli eventi che vengono organizzati. Organizzato dentro il campo comunale di Donori e nell'area limitrofa, il tracciato ha messo alla prova i ciclisti e le cicliste di tutte le età grazie alla sua varietà, data sia dal passaggio da tratti erbosi a tratti sterrati in cemento, sia dalla presenza di ostacoli da saltare e di scalinate. Sono state 4 le corse. Prima spazio ai G6, dopodiché gara da 30 minuti per esordienti e allievi e da 40 minuti per Master 4, 5, 6, 7 e 8, Women e Junior. Infine la gara degli Open, dei Master 1, 2 e 3 e degli Elite, della durata di 60 minuti. Quest'ultima è stata vinta da Alessio Fois dell'Architano Mountain Bike Club, mentre quella da 40 ha visto trionfare Andrea Luvicu del Bike Team De Murtas. È stata una gara veramente combattuta, prima con Alessandro Fara, uno junior, e poi con il ceco Petr Dobri che è rientrato prepotente. All'ultimo giro sono caduto sugli ostacoli, ma ce l'ho fatta riprendere la concentrazione e a spingere fino all'ultimo. È stato veramente un bellissimo arrivo in volata in due, ma poi avevate terzo e quarto veramente alle costole. In generale il tracciato ti è piaciuto? Il tracciato è sempre spettacolare, ad Onori ho un feeling particolare con il presidente Schirru, ormai sono 10 anni forse che organizza gare spettacolari e per un caso fortuito sono sempre nelle prime posizioni. Sicuramente Giulio perché Cavoni finisce. puoi avere anche un ottimo vantaggio, ma l'imprevisto è dietro l'angolo, una caduta, una foratura. Quindi come ha dimostrato oggi, ero primo all'inizio, però all'ultimo giro si è rimesso tutto in gioco. Signori, a voi Alessio Poi! Siamo partiti fortissimo, ho deciso di non avere paura, provare subito ad andarmene, fare la mia gara, cercare di guidare pulito. Mi sono divertito, percorso bellissimo, durissimo, è andata bene, dai. Tutti i pezzi da spingere, poi c'è un boschetto là che è bellissimo, tutto da guidare con le curve, veramente divertente. In generale questa è veramente una bellissima giornata perché ci sono ciclisti di ogni età, dai più piccoli ai più grandi, con categorie anche messe insieme, quindi una sfida veramente a tutto tondo. Sì, è bello perché tutti sono super motivati, le batterie sono di un altissimo livello e poi in percorsi così divertenti tutti puntano a fare il massimo e a migliorare se stessi, quindi questa è la cosa migliore. Tra i più giovani, ottima prova di Alessandro Fara dell'Hard Rock Race Team, primo tra i junior e terzo assoluto nella propria gara. Tra gli esordienti e gli allievi invece il migliore è stato Giuseppe Mezzano della SC Pattada. Poi tra le donne al primo posto Sara Murgia del Velo Club San Rock. La gara è impegnativa, con qualche saliscendi impegnativo. E stavo puntando all'assoluto, però il mio avversario è andato molto più forte, però è andata bene, è stata una bella gara. E la partenza, il preferito, e poi a metà gara quando ho mollato di testa più o meno è sceso il morale. È molto difficile, soprattutto nel pezzo d'asfalto, dove ci sono i dossi. Ho visto di tanta corsa, tra l'altro anche una gara combattutissima contro chi è arrivato secondo, si è riuscito a tenerlo dietro fino alla fine. Lì che sta si prova in quei momenti? Un po' di ansia per l'arrivo. In generale approvata questa giornata, approvata questa gara? Sì. Sì, è stata una bella gara, il percorso era tecnico in alcune parti e è molto divertente per i saliscendi e anche per tutto il resto. C'erano pezzi dove c'era da spingere molto, però è andata bene, è stata una bella gara. Invece un pensiero, oggi è il Memorial Episiomeris, tu conosci almeno suo figlio, che famiglia è? È una bellissima famiglia, con Cristian ha fatto diverse trasferte tra le categorie giovanili, tra cui gli italiani di ciclocross, mountain bike
Coppa Italia e mi ha sempre trovato benissimo e mi sono sempre trovata bene. Ma non è finita qui. Infatti, la 2 giorni organizzata dal Donori Bike Team di Nicola Schirru fa anche parte del Challenge Adriano Testone, di cui è seconda tappa. La competizione, aperta a tutti i tesserati FCI ed enti, ha avuto inizio a Oscheri il 9 novembre e terminerà il 18 gennaio a Sassari, con la settima ed ultima tappa. Abbiamo così inaugurato la seconda tappa del quarto Challenger dedicato all'amico Adriano Testone, a cui società importanti della Sardegna hanno aderito nel suo ricordo, come ad esempio la scorsa gara che abbiamo affrontato ad Oschiri, organizzata dall'Acido Latico, questa di oggi che è Donori, organizzata dalla Donori Bike Team, la successiva ancora che sarebbe l'8-12 dopo la Coppa del Mondo di ciclocross che si terrà a Terralba, organizzata dalla Crazy Wheels, per poi seguire il 14 dicembre organizzata dall'Arborea Bike, appunto ad Arborea, e la successiva ancora il 21-12-2025 a Monastir, organizzata appunto dalla MTB Monastir, e la penultima gara che si terrà ad Alghero, anzi a Uri, se non ricordo male, organizzata dall'Alghero Bike, abbiamo detto il 28-12, per concludere l'ultima tappa a Sassari, organizzata dalla Cycling Team Progetto Sport, il 18 gennaio 2026. E lì verranno poi assegnate le maglie per i campioni appunto del Challenger. Io ringrazio vivamente tutte le società, i presidenti e tutti i collaboratori di queste società, perché veramente sono adoperati per, come ho detto, per ricordare un amico amante del ciclocross, appassionato di questa bellissima disciplina, a cui veramente merita tutto il rispetto e tutta questa serie di organizzazioni.